Allora, buonasera, sono Letizia Michielon, sono felicissima di avervi con noi. Iniziamo questo nuovo ciclo di incontri di musica e filosofia che ogni anno ospitano illustri relatori e illustri musicisti. E dall'incrocio di queste discipline e di queste prospettive che può nascere qualche spunto nuovo. Quindi ringrazio molto l'Ateneo per concederci la sala, ringrazio l'Archivio Vittorio Cini per sostenere queste iniziative. Ringrazio la nostra relatrice di oggi, la professoressa Daniela Sacco, docente allo UAV, è un'esperta di performance studies e infatti iniziamo questo ciclo proprio introducendo il pubblico dell'Ateneo a questo settore disciplinare che finora almeno noi non abbiamo mai affrontato, ma l'occasione è nata perché la professoressa Sacco è una docente del nostro dottorato in musica, performance e innovazione tecnologica al Conservatorio Benedetto Marcello e quindi abbiamo avviato una riflessione anche teorica su questo settore disciplinare. La professoressa Sacco ha una molteplice esperienza, non solo italiana ma internazionale, non anticipo il suo tema perché ne parlerà direttamente lei. Dico soltanto due parole sul pianista che avremo questa sera, un pianista americano, ma ama moltissimo l'Italia e torna volentieri in Italia, che ci proporrà un programma in cui ci sono dei riferimenti proprio all'opera lirica, una trascrizione per esempio del Rigoletto, una elegia di Busoni che è ispirata a Puccini, e dunque ci sono dei collegamenti tra l'intervento teorico di oggi e poi la performance. Quindi avremo circa 30-40 minuti di lecture e dopo a seguire, senza soluzione di continuità, il concerto. Vi ringrazio ancora moltissimo e vi auguro buon ascolto. Prego. Buonasera a tutte e a tutti e grazie per la vostra presenza, grazie a Letizia per questo invito e sono molto felice di cominciare questo ciclo di incontri e spero che quello che porto oggi possa essere di vostro interesse. Perché non entrerò nel merito di opere d'arte, spettacoli, ma farò in modo che l'attenzione sia rivolta piuttosto a quello che sta dietro la creazione di un prodotto finito, quindi tutte le questioni etiche e politiche che accompagnano la creazione di un'opera. E quello che vi porto oggi di fatto è un dialogo, il frutto di un dialogo che io ho avuto con una collega e un'amica che ho incontrato, che ho conosciuto in Canada, dove ho condotto degli studi e che mi ha interpellata perché si è trovata di fronte a un caso particolarmente spinoso di realizzazione di opera. Questo dialogo ha dato frutto ad un articolo che è stato pubblicato in una rivista dell'Osservatorio Interdisciplinare della Creazione in Ricerca e Musica e come vedete dal titolo è un articolo che è stato pubblicato in francese perché la rivista è una rivista francofona, no? Ospitata dall'Université de Montréal, quindi il côté francofono di Montréal. Et dal titolo appunto Opera et théâtre en dialogue, la question de l'appropriation culturelle dans la création opératique contemporaine. Quindi qual è la questione su cui Zoe Cochrane mi ha interpellata? Entro subito perché bisogna subito, credo che possa essere utile chiarire subito cosa intendiamo per appropriazione culturale, no? Tutte le questioni che lei mi ha posto sono legate alla questione dell'appropriazione culturale. Ora, cosa si intende per appropriazione culturale? Appropriazione culturale è quando una cultura dominante fa uso di elementi, siano essi materiali o simbolici, di una cultura dominata.
Dovete sapere che l'accezione, il significato di appropriazione culturale che noi intendiamo in Italia e in Europa è molto diversa dall'accezione che è compresa oltre oceano, in Nord America, in Canada, in questo specificatamente nel contesto dove io ho lavorato. Perché qui la tendenza è quella di appiattire la questione dell'appropriazione culturale a un problema di eccesso di politically correct o cancel culture o wokismo, e non si comprende in realtà che ogni caso va studiato nel contesto in cui si colloca, e poi c'è un aspetto imprescindibile che è quello del rapporto di potere, cioè fa appropriazione culturale. È problematica l'appropriazione culturale quando c'è una relazione di potere, appunto, tra la cultura che si appropria e la cultura invece che subisce questo, tra virgolette, furto, no? Quando non c'è la relazione di potere, allora si può tranquillamente parlare di scambi, ibridazioni, cosa che solitamente, no, noi intendiamo, noi comprendiamo più facilmente. Ora, Zoe Cochrane è la vice direttrice della Chaire de Recherche du Canada en Création d'Opéra, quindi della cattedra in ricerca sulla creazione d'opera. È vice direttrice e invece direttrice una compositrice, Anna Sokolovic, e ho dialogato con Zoe Cochrane proprio perché in veste di vice direttrice di questa cattedra lei mi ha posto tutta una serie di problemi che ha incontrato relativamente alla creazione di un'opera. Ora, prima però di entrare nella questione di quale opera ha fatto problema, è importante capire qual è la funzione di questa cattedra di ricerca che ha sede all'Università di Montréal, perché capiamo che tipo di rapporto c'è rispetto all'opera e alla creazione dell'opera soprattutto. La cattedra si occupa di studiare l'opera, cioè di studiare la natura dell'opera nei suoi aspetti musicali, nell'aspetto drammaturgico, nell'aspetto scenografico, rispetto ai contenuti, ad esempio, dei temi che sono diventati oggetto di considerazione sono la presenza, ad esempio, di una cultura misogena piuttosto che colonialista nel contesto operistico, del repertorio operistico. Studia la presenza di linguaggi di arti varie all'interno che confluiscono nella creazione operistica, quindi le arti visive, ma anche la danza, ma anche le arti multimediali. E poi si rivolge anche al futuro dell'opera attraverso la tecnologia, cioè cosa la tecnologia può portare alla trasformazione dell'opera nel tempo. Il metodo che viene condotto da questa cattedra, che raccoglie studiosi di diverse discipline, è quello della ricerca-creazione, della practice-based research o recherche-création. Cosa significa? Significa che l'aspetto teorico va di pari passo con la creazione artistica pratica, cosa che non è proprio così scontata, no? In Italia ancora, ad esempio, noi viviamo in una metodologia che è tendenzialmente dualista, che tiene separati questi aspetti. E invece un fiore all'occhiello della ricerca canadese già dagli anni 90 ad oggi è proprio questo approccio della recherche-création, della practice-based research. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di contribuire a ridefinire l'opera nel XXI secolo. Quindi evidentemente oltre quello che è il repertorio, creare qualcosa di nuovo, e questo creare qualcosa di nuovo e che sia attinente, che sia capace di parlare al nostro secolo, implica confrontarsi con tutta una serie di questioni, di problematiche.
Ora, il progetto in particolare che è stato motivo di problemi per la mia collega è questo progetto Opera des Poches, che è appunto condotto dalla cattedra in creazione d'opera. Opera des Poches, capite già che parliamo di qualcosa che è portabile, che può essere messo nella tasca, ossia la creazione di opere che hanno una durata molto breve, di 5 minuti, che sono realizzate con la realtà virtuale, con la realtà aumentata, e sono fruibili da smartphone o da tablet, no? Quindi questo è un progetto che nasce, tra l'altro viene avviato nel 2021. Siamo molto prossimi alla pandemia, no? Siamo appena usciti dalla pandemia, evidentemente la questione del virtuale, della fruizione del virtuale diventa particolarmente rilevante. E questo progetto nasce in dialogo con l'Opéra de Montréal, che finanzia questo progetto, e capite bene che portare l'opera in un tablet o in uno smartphone significa anche, implica l'intenzione di farlo uscire da quello che è il luogo deputato dell'opera e di diffonderlo in un contesto che vuole aprirsi ad una sorta di democratizzazione dell'opera, quindi uscire da quella che è il pubblico solitamente elitario e prevedere una pluralità, una fruizione plurale di una varietà di pubblico. Questo per anche rinnovare non solo la fruizione, ma anche proprio i contenuti e le modalità, le forme. Questo tra l'altro è reso possibile con una serie di accorgimenti tecnologici che usano delle tecniche come ad esempio la cattura volumetrica, cioè il fatto che gli interpreti, quelli che sono gli attori che poi appariranno appunto nel video, sono ripresi a 360 gradi attraverso quello che è una videogrammetria e vengono riprodotti in 3D, no? Hanno appunto questa terza dimensione, si trovano la forma della terza dimensione e permettono in questo caso una fruizione del pubblico che può anche in qualche modo, per quanto in termini virtuali, però osservare quelli che sono gli interpreti entrando in qualche modo nell'opera, no? Cioè, nel senso che si può ad esempio circondare il protagonista che si vede visualizzato in 3D nello smartphone, nel tablet, no? Quindi c'è una sorta di paradossale prossimità pur nella distanza della dimensione virtuale. Questo è un progetto che viene fatto in un'equipe di studenti, studentesse e docenti che hanno delle competenze quanto mai diverse, no? Quindi che mettono insieme competenze diverse di design, di tecnologia, di scenografia, di scrittura, drammaturgica, musicale ovviamente, e tutto viene creato in una sorta di laboratorio per poi produrre. E la cosa interessante è che queste opere vengono prodotte direttamente in forma virtuale, come realtà aumentata, cioè non sono messe in scena a teatro e registrate per essere restituite nel tablet, ma sono create ex novo. Quindi il processo di creazione, che normalmente parte dal libretto, dalla composizione musicale, dalla resa scenografica e poi dalla registrazione video, è messo in discussione, ma si crea contemporaneamente tutti assieme quello che è poi la creazione. Ora, di queste opere da 5 minuti, l'opera oggetto che ha creato una serie di problematiche è questa Quiet Night Thoughts del 2022. Un'opera appunto in realtà virtuale di 5 minuti che affronta il tema delle cosiddette boat people, ossia
quelle persone che sono dovute fuggire dal Vietnam per trovare rifugio in altri paesi. Siamo nel 1975, alla fine della guerra nel Vietnam, e il Vietnam del Sud è occupato dal Vietnam del Nord, no? Un regime comunista che porta alla nazionalizzazione delle imprese, alla collettivizzazione delle terre e porta soprattutto alla fuga di moltissime, migliaia e migliaia di persone che si ritrovano in mare. E questa scelta, la scelta di portare una storia che ha a che fare con questa vicenda, con questa tragica vicenda, è avanzata dalla librettista che è di origine vietnamita. E che di fatto lei è vietnamita immigrata di seconda generazione, nel senso che lei di fatto vuole interessarsi a questo contenuto perché è l'esperienza della madre. La madre è una di queste persone che ha vissuto questa esperienza per poi rifugiarsi in Canada, e lei nasce in Canada, e quindi questo lavoro lo fa di fatto per ricucire una sua memoria personale. Ora, una condizione che chiede questa librettista, Julia Pun, è di non essere la sola di origini vietnamite a lavorare su questo progetto. Lei vuole che gli interpreti di questa opera de poche siano a loro volta di origine vietnamita. E questo risulta particolarmente difficile all'Université de Montréal, che non ha la disposizione di questi interpreti. E allora si decide, dopo un confronto tra tutti, di individuare comunque delle persone che siano, c'è un acronimo che definisce BIPOC, che significa Black Indigenous People of Color, cioè persone che in qualche modo hanno vissuto l'esperienza o vivono l'esperienza della razzializzazione. Ora, questo tra l'altro viene realizzato con non poche difficoltà, perché dovete sapere che insomma, per quanto siamo in Canada e la popolazione è mista, è una popolazione multiculturale, e comunque l'arte è molto comprende artisti di diverse etnie, di diverse razze, non è facile comunque che nel contesto dell'opera ci siano persone di queste diverse origini. E però perché ritenere fondamentale che un'opera debba avere questi protagonisti, no? Debba avere, per quanto appunto virtuale, la presenza di queste persone come interpreti? In questo periodo, in questi anni, siamo nel 2022, ma già dal 2018, la scena di Montreal è particolarmente sensibile al tema, alle questioni dell'appropriazione culturale. Ed è questo tema che mi ha portata in Canada, tra il 2018 e il 2022, a studiare proprio il fenomeno dell'appropriazione, il tema, la questione dell'appropriazione culturale nel contesto teatrale e performativo. In particolare io ho lavorato a Montreal, all'Université du Québec di Montréal, rispetto ad un caso specifico di appropriazione culturale, che è quello che ha riguardato gli spettacoli di Robert Lepage. Robert Lepage è un regista molto noto non solo in Canada, è un regista quebecchese, ma anche in Europa è molto noto, molto conosciuto, e in particolare le accuse di appropriazione culturale hanno riguardato due spettacoli. Quello più eclatante, diciamo, è il caso di Kanata, e come vedete già dal titolo di questo spettacolo, Kanata è la parola nativa che indica la parola villaggio, significa villaggio, da cui la parola Canada.
E è evidente quindi che l'intenzione di Lepage era quello di raccontare la storia del Canada attraverso le vicende dei nativi americani, la storia proprio del paese Canada. E una cosa fondamentale che bisogna sapere è che gli Stati Uniti, come anche il Canada, hanno alle spalle un genocidio nei confronti dei nativi americani. Quindi qui si trattava di raccontare tutte le vicende che ci parlano di questo genocidio, che è anche un genocidio culturale, è stato riconosciuto come genocidio culturale. Canatà, questo spettacolo, la cui l'uscita era prevista, la cui prima era prevista nel dicembre del 2018, è pensato in coproduzione col Théâtre du Soleil, no? Con Ariane Mnouchkine, una direttrice che ha base a Parigi e che ha sempre portato avanti un teatro multietnico, multiculturale, quindi una mega produzione. Ora però, quando si viene a sapere, quando siamo in prossimità della presentazione di questo spettacolo, e si viene a sapere che nello spettacolo non c'è stata alcuna collaborazione con artisti nativi, sorge un problema. Cioè, gli artisti nativi di Montreal si pongono il problema a Lepage e gli fanno notare che, appunto, con una lettera inviata a un giornale, che evidentemente era fondamentale la presenza di artisti autoctoni, non solo come interpreti sulla scena, evidentemente, ma anche nella collaborazione, nella costruzione, nella ideazione dello spettacolo. Un altro caso che in qualche modo anticipa, non capisco perché che non riesco ad andare avanti perché sì, no, ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto, scusate. Un altro caso che in qualche modo anticipa la problematica Canatà è Slav o Slave letta all'inglese. È sempre Lepage che è il regista, siamo nel contesto del Festival Jazz di Montréal, siamo nel 2018 sempre, poco prima che esploda il caso Canatà, e che cosa viene portato in scena? Viene portato in scena un riadattamento di canti nati nel contesto schiavistico da parte di Betty Bonifacy. Betty Bonifacy è una cantante, artista canadese di origini francesi. Ora, questo spettacolo prevede una presenza minima di artisti, di interpreti, di cantanti afrodiscendenti, e questa presenza minima, e quindi non totale, crea anche in questo caso un problema. Gli artisti afrodiscendenti rivendicano il fatto che queste canzoni parlano della loro sofferenza, della loro storia, e protestano, e questo provoca l'interruzione dello spettacolo, che viene ritirato dalla scena. Quindi questi eventi hanno la forza di sensibilizzare moltissimo la scena montrealese, che è già comunque molto sensibilizzata alle questioni identitarie. Ma su cosa è importante concentrarsi? Sul fatto che le accuse, i manifestanti, coloro i quali che hanno portato l'accusa di appropriazione culturale abbiamo visto, no? Hanno denunciato l'assenza del coinvolgimento di artisti autoctoni. La parola autoctono traduce autochtone dal francese e significa di fatto nativo, no? Il fatto che si venga reiterata la loro invisibilità, il fatto che la storia per l'ennesima volta sia raccontata dalla cultura dominante. E qual è la risposta di Lepage? Qual è la risposta di Mnouchkine? Dice, la specificità del teatro è mettersi nella pelle dell'altro, no? Quindi interpretare l'altro. Mnouchkine poi si appella alla libertà della creazione, si appella al diritto inalienabile della libertà di espressione, che viene prima di qualsiasi cosa, unico giudice è il pubblico. Vedete che ci sono, no, delle posizioni contrastanti, e soprattutto le posizioni di Lepage e di Mnouchkine parlano di una libertà artistica che è a prioristica, no? Ci parlano di una autonomia dell'arte, no? Che vale
indipendentemente dal contesto. E invece quello che fanno, quello che propongono i manifestanti, coloro i quali che accusano di appropriazione culturale, è di rimanere aderenti, di essere consapevoli del contesto storico, geografico in cui queste opere d'arte vengono costruite e presentate. Perché è pur vero che il teatro pone la questione della rappresentazione dell'altro, di mettersi nei panni dell'altro, ma bisogna sempre fare i conti col contesto in cui si agisce, al pubblico a cui ci si rivolge. E ora l'attenzione per il contesto, l'attenzione per la presenza, l'attenzione per l'identità culturale, l'identità di genere è un'attenzione che pongono nell'ambito artistico del teatro, della performance, i performance studies, no? Questo corrente di studi che si sviluppa soprattutto a partire dagli anni 70 e che non a caso matura in un contesto principalmente americano, lì dove c'è appunto una questione molto forte rispetto al colonialismo di insediamento e anche una varietà no, di popolazione che è multietnica, multiculturale. Uno degli assunti dei performance studies che storicamente si alimentano dei cultural studies è proprio che non si possa prescindere dal posizionamento, cioè che non si possa, che ogni riflessione debba sempre fare i conti con il tema del chi parla, da dove si parla e entro quali limiti si parla. Questo è un assunto fondamentale dei performance studies, che poi rivendicano anche l'importanza della presenza rispetto alla rappresentazione dell'altro, che è sempre una costruzione che si alimenta dell'assenza dell'altro, no? E poi i performance studies ci portano un'idea di conoscenza che è sempre incarnata, che è sempre, ha sempre a che fare con la memoria incarnata, con la memoria dei corpi, con i corpi che sono intesi come archivio. E l'altra cosa interessante dei performance studies è che l'interesse, l'attenzione non è solo rivolta al prodotto finito, all'opera d'arte conchiusa, ma ai processi che portano alla creazione, alla possibilità della creazione, no? Quindi è proprio il processo creativo, è la costruzione di relazioni che porta alla realizzazione dell'opera d'arte. E questo è evidente anche nella riflessione che mi ha posto la mia collega, no? La creazione, quello che sta dietro, quello che si è creato, che si è verificato nell'equipe di creazione di questo lavoro, che è di questa opera de Poche, questa Quiet Night's Oaths. Quindi torniamo all'opera in questione, che è Quiet Night's Oaths, perché abbiamo visto c'è un'unica interprete vietnamita, la librettista, poi ci sono altri interpreti autoctoni e in virtù di queste problematiche l'equipe di creazione di quest'opera ha chiesto la possibilità di avere dei consulenti culturali della comunità vietnamita di Montreal, cioè si è reso necessario confrontarsi con la comunità vietnamita di Montreal, e che è intervenuta evidentemente proprio rispetto alla creazione del libretto. Cioè sono intervenuti lì dove potevano rispetto alle questioni di storia e di cultura vietnamita. La vicenda che racconta questa opera di 5 minuti, che quindi è estremamente sintetica e essenziale, è di fatto la vicenda di una giovane donna che si trova ad attraversare nella notte il mare tempestoso ed è disperata
scoraggiata, vorrebbe farla finita, vorrebbe abbandonare questo viaggio. E cosa succede però? Nel momento più tragico, nel momento più triste, compare una divinità, che è una divinità buddista, e che in qualche modo riesce a sollevare il suo spirito e a convincerla a resistere, a continuare il suo viaggio, anzi ad entrare più in solidarietà con tutte le altre persone che sono con lei, che condividono con lei l'imbarcazione. E il consulente culturale della comunità vietnamita è entrato nell'analisi appunto del libretto, è entrato proprio nel merito di questo aspetto. Cioè ha avuto da ridire, ha avuto dei commenti rispetto alla modalità con cui questa divinità buddista viene rappresentata e le parole che le si mette in bocca, nel senso che ha fatto notare l'esigenza di avere un approccio più filologico, no? Più aderente a quella che è l'immagine di una divinità buddista. E l'altra osservazione che ha posto questo consulente culturale, che doveva essere più che altro di supporto, no? al lavoro, era che i vestiti che sono stati pensati come stilizzati e anche piuttosto eleganti, in realtà dovevano essere più realisti e più aderenti a quelli che erano gli effettivi vestiti che si portavano in queste situazioni, perché spesso le persone che fuggivano erano anche persone di una certa classe sociale, ma ovviamente nelle condizioni della barca vestivano di stracci, e quindi vengono fatte queste notazioni. Queste notazioni hanno l'effetto di allontanare ancora di più la librettista da questo lavoro. Cioè, già questa librettista era piuttosto distaccata e aveva avuto delle difficoltà per il fatto di non essere così, di non avere la presenza di altre interpreti vietnamiti, e questa cosa complica ulteriormente le cose. Quindi, insomma, è un caso di non riuscito, cioè non come avrebbe dovuto riuscire, e che però pone una serie di questioni. Tra le questioni che pone è quanto, ad esempio, sia fondamentale l'approccio filologico, no, nella rappresentazione di una cultura quando tra l'altro appunto c'è la presenza di questa cultura, no? nella creazione, oppure che cosa determina il modo corretto, che cosa rende corretta la rappresentazione di una cultura, oppure qual è il confine tra l'approccio documentario e l'elaborazione poetica. È evidente che la librettista aveva probabilmente più a cuore parlare della sua vicenda e ricongiungere la sua storia a quella della madre. Quella era la priorità, al di là di evidentemente un approccio strettamente filologico, no? Un'attenzione per quella che doveva essere la manifestazione della cultura. E quindi come ci si pone di fronte alla questione della polemica legata alla dimensione identitaria e culturale? Queste sono tutte questioni che sono emerse e che hanno reso l'evidenza di un lavoro complicato, difficile, e che ha posto tutta una serie di riflessioni etiche oltre che politiche. È chiaro che quello che è venuto un po' meno in questo progetto è quel dialogo interculturale che doveva essere favorito e che doveva essere auspicabile. Nel dialogo con Zoe Cochran, con la mia collega, abbiamo riflettuto proprio su cosa può fare la qualità del confronto interculturale, del dialogo interculturale. E chiudo qui, arrivo all'ultima riflessione che accenno solo perché non ci sarebbe tempo per entrare più approfonditamente.
Quello che ho fatto io rispetto alle sue riflessioni, alle sue preoccupazioni, è di porre un caso, tra virgolette, riuscito di dialogo interculturale per la creazione di una rappresentazione teatrale. Ed è il caso, no, sono andata troppo avanti, ecco, ed è il caso di, anche questa è uno spettacolo che ha trovato, è stato presentato a Montreal anni prima rispetto al periodo storico a cui facevo riferimento prima, siamo nel 2010, è un esempio di teatro interculturale molto interessante perché è uno spettacolo che è stato portato in scena da una compagnia, dalla prima compagnia autoctona francofona del Canada, che è la compagnia Ondinoc, che ha portato in scena il Rabinal AC. Che cos'è il Rabinal AC? È l'unico dramma precolombiano che è arrivato sino a noi, cioè è un dramma che precede la colonizzazione del Guatemala e si è conservato, è arrivato fino a noi e non a caso è un patrimonio, considerato patrimonio immateriale dell'umanità. Viene messo per questo in scena ogni anno nella città di Rabinal in Guatemala e c'è una famiglia che custodisce la sua messa in scena, no? che lo porta in scena. È proprio un dramma danzato che ci parla del sacrificio di un eroe che ha peccato di hubris rispetto ad una popolazione limitrofa. E qual è l'operazione, molto sinteticamente, che fa la qualità interculturale dell'approccio di Ondinoc? Loro mettono in scena cioè ripensano teatralmente questo dramma e lo fanno portando in scena due custodi della tradizione di Rabinal, quindi due custodi che vengono dal Guatemala e che sono presenti in scena assieme a un cast multietnico, cioè la presenza di queste persone garantisce la trasmissione di una tradizione. Ed è fondamentale, questo fa sì anche che lo spettacolo poi non abbia più avuto repliche, cioè è stato messo in scena una volta sola perché è estremamente complicato e problematico portare due persone dal Guatemala a Montreal, anche solo fare ottenere i visti, insomma è un'operazione estremamente complicata. E poi l'altra cosa che rende interessante questo lavoro è che nella riproposizione teatrale il Rabinal AC non è stato messo in scena come viene messo in scena solitamente nella città di Rabinal ogni anno, ma è stato modificato, trasformato, quindi non c'è stata un'attenzione filologica per questa tradizione, ma c'è stata il coraggio anche di reintervenire, di modificarlo. E quindi rispetto alle riflessioni che si poneva prima dell'approccio filologico, dell'attenzione filologica, questo è un esempio di modificazione che ha ravvivato una tradizione attraverso uno spettacolo. E poi è interculturale anche perché gli interpreti sono molti, sono diversi, parlano lingue diverse contemporaneamente sulla scena e sono molti interpreti, sono nativi che riconoscono un'appartenenza alla grande famiglia delle culture native delle Americhe. Ed ecco, insomma, questo è un esempio che ci ha permesso di riflettere anche su quello che erano state le problematiche legate all'opera su cui ha lavorato, di cui ha seguito la creazione questa mia collega. Mi fermerei qua. Grazie. Ringrazio la professoressa Sacco per questa apertura che ci ha offerto. Ci auguriamo di averla ancora nostra ospite per aggiornarci sui suoi studi e che anche con UAV si crei un collegamento, un filo diretto
con i suoi studiosi che sono così valorosi. Lasciamo ora parola alla musica, solo due osservazioni. Liszt è un autore che ha fatto dell'appropriazione culturale una delle sue caratteristiche principali, ungherese, ma parlava 7 lingue ed era capace di pensare in modi diversi le culture che veniva a conoscere, ad affrontare, e appunto era un appassionatissimo estimatore dell'opera lirica italiana, di Verdi, di Bellini, di Rossini, ma anche dell'opera tedesca. E poi Busoni, che è una figura chiave tra 800 e 900, uno degli italiani forse meno conosciuti. Negli anni scorsi abbiamo fatto un omaggio in conservatorio proprio per valorizzare la figura di Busoni, uno dei più grandi pianisti forse della storia dopo Liszt, forse il più grande dopo Liszt, ma uomo, filosofo, coltissimo, che viveva tra l'Italia e la Germania, interessatissimo anche alle culture indiane, una delle sue opere appunto il diario indiano. Drammaturgo straordinario, il suo Faust, la sua riflessione sul Faust di Goethe è straordinaria anche soltanto dal punto di vista culturale, non parliamo dal punto di vista musicale. Ma chi ha riflettuto sul rapporto tra cultura, tradizione colta e invece tradizione popolare è anche lo stesso Chopin, che ascolterete questa sera. L'originalità del suo linguaggio nasce proprio dall'avere colto dalla musica popolare polacca quelli che sono dei tratti caratteristici e averli innestato nella tradizione colta occidentale. Ecco, soltanto qualche spunto per capire qual è la connessione con quanto abbiamo riflettuto oggi. L'attenzione sul processo, sulla formazione, anche in questo caso Liszt, Chopin sono autori chiave, e Busoni naturalmente. Grazie mille e buon ascolto.
per continuare il tema di Liszt, inoltre brani trascrizioni di Franz Liszt, delle canto russa, compositore Labiev. Le Rossignoli. Grazie, grazie ancora. Grazie, eccolo. Grazie ancora per essere stati con noi oggi, grazie ai nostri ospiti meravigliosi e vi aspettiamo la prossima settimana, 3 dicembre, con un omaggio a Luciano Berio, l'anniversario dei 100 anni della nascita di Luciano Berio, e avremo non solo opere di Berio ma anche prime assolute di compositori americani, di compositori italiani in omaggio a Luciano Berio, e faremo una passeggiata musicale incrociando i testi di Luciano Berio ma anche Umberto Eco e Italo Calvino. Grazie, vi aspettiamo.